Ben ritrovati con il tempo di un caffè. In questa puntata parliamo di caffè francese. Il caffè in Francia si prepara con la French Press e i francesi, al pari degli italiani, sono grandissimi amanti del caffè. Sì, i nostri cugini transalpini hanno nei secoli apprezzato tantissimo il nero infuso, ovvero il caffè. Però la differenza principale è che se mentre in Italia si è sviluppato un gusto per un caffè più ristretto e cremoso, da cui appunto l'espresso, i francesi invece hanno prediletto più un caffè a mo' di infuso. Quindi se in Italia c'è stata la macchina espresso e la moka nelle case degli italiani, in Francia ha trionfato negli anni la French Press. Quali sono le principali differenze tra il caffè francese e quello italiano? Come detto, la principale differenza è proprio nel caffè, perché se la French Press è un infuso, il caffè che gli italiani prediligono maggiormente è l'espresso. La differenza sta anche però nelle miscele, perché se i francesi prediligono un'arabica, gli italiani e soprattutto napoletani preferiscono metterci una specie di robusta, una percentuale all'interno della miscela. Inoltre la tostatura, che in Italia è più scura, in Francia è più chiara. E infine la macinatura, che per l'espresso si occorre una macinatura più fine, mentre invece per la French Press una macinatura più grossa, più grossolana. Perché essendo un infuso deve stare a contatto maggior tempo con il caffè e quindi c'è bisogno di una macinatura più grossolana. La French Press può essere utilizzata solo per preparare il caffè o può essere impiegata anche per altre preparazioni? E la French Press ovviamente, oltre a poter realizzare il caffè, è ideale per realizzare tisane ed infuse, e non nascondo che qualche volta l'abbiamo utilizzata per montare il latte freddo. Con l'aiuto di Salvatore vediamo adesso come si prepara il nostro caffè francese. Dunque, utilizzare la French Press è molto semplice. Il primo passaggio è quello di stabilire la proporzione tra acqua e polvere di caffè. In linea generale, per ogni litro d'acqua i francesi utilizzano 60 grammi di polvere di caffè. Stabilito ciò, si passa alla preparazione. Innanzitutto si versa all'interno della caffettiera la polvere di caffè. Dopodiché si fa bollire l'acqua con l'aiuto di un bollitore. L'acqua si porta a circa 92 gradi e si versa successivamente nella caffettiera. Come vedete, questo bollitore ha un collo a forma di cigno che serve appunto per consentire un movimento circolare nell'atto di versare il caffè. Una volta versato si gira con l'aiuto di un cucchiaino e si mette il coperchio e si lascia ad infusione per circa 4 minuti. Passato questo tempo possiamo pressare, da cui il termine French Press, e in questo modo la polvere di caffè esausta rimarrà intrappolata sul fondo della caffettiera, mentre invece nella parte superiore ci sarà il caffè che tra poco gusteremo. Che sia parigino, che sia napoletano, l'importante è che il caffè si beva in compagnia.